Ecco, ci siamo, è arrivato il momento di chiudere la seconda edizione del Memorial Carmelo Buongiorno e si chiude con la finalissima del torneo riservato agli allievi Under 17. L'entusiasmo contagioso di Giuliano del team calcio è veramente qualcosa di che riempie, ma intanto non dovete provare niente a nessuno, dovete convincervi che lo sia. urlo di battaglia da una parte e dall'altra. Ora si parte tutto come previsto, 12:40 circa. Ritardi fisiologici, alla fine è impensabile che si mantenga l'ora di sviluppo di una partita. E si parte, inizia la finalissima. Panormus contro Team Calcio Panormus, maglia nera, calzoncini e calzettoni bianchi, maglia bianca, calzoncini e calzettoni neri, maglia verde, calzoncini e calzettoni neri anche in questo caso per il Team Calcio. Dobbiamo fare dal primo minuto 100 metri. Vieni. Porta che brutto. E il fallo laterale per Golesano. Ora prova a partire con Bellingardo, la Panormus, Mattaliano che si è ripreso dal problema alla mano di prima. Ancora Mattaliano. Davide Campo, guarda quanto ne hai. Battuta lunga, la chiusura di Cataldo. Se ce lo vado. Lo sa, si abbassa il 7 lo prego. Occhio riferimenti. Qui battuta lunga, colpo di testa di Mattaliano. Non butto ancora a giocare. Poi Cutrona, in qualche modo Geraci, contrasto, fallo di Geraci. Manu, veloce, appoggiala di prima. Lì siamo prestati, ma perché la devo controllare? Giocala di prima e va. Forza! Dobbiamo andare sugli esterni. Giallo pronto, giallo. Occhio Luca, occhio Luchi. E dunque punizione. Se ne occupa Celano, che gioca corto su Spitaleri. Ancora Celano, che opta per la battuta lunga. L'anticipo di Lamotta su Giuliano, poi la scivolata tentata da Marchese. Allora corre dall'altra parte la Panormus con l'avanzata di Rampulla, arriva sul fondo, lo scorta fuori Celano, poi commette forse fallo Rampulla. Occhio, controlliamo. E invece no, è calcio d'angolo. Forte cattivi a saltare, forte ad attaccare la palla. A marcare i 5, La battuta, secondo palo. Non arriva nessuno, allora la può rigiocare Bellingardo che mette in mezzo teso, spazza via Celano. Rimessa Team Calcio, arriva Boatta a eseguirla. Attacchiamola più forte. Boatta dentro l'area di rigore. Cutrona rovescia, uscita da parte di Nigrelli. Occhio stretti. Dove è qua? Eccola che arriva.
Si tratta di Sistori, numero 12, quindi una partita ciascuno per Nigrelli e per il suo 12esimo. Giuliano cambia gioco, lo fa molto bene all'indirizzo di Golesano. Tocco per Cipriano. Cipriano lungolinea per l'inserimento in area di rigore di Morena, fermato da Mattaliano che evita il calcio d'angolo rischiando qualcosa, poi Cutrona messo giù. Prestigiacomo la tocca per Provenza. Può venire a controllare Imperato che accelera. Imperato fermato dall'intervento di Spitaleri. Poi ancora attacco vivo per la Panormus con il pallone scodellato per Rampulla, fuori gioco. Celano finta di calciarla subito, la calcia con qualche secondo più in là. Coniglio sovrastato da Provenza, fallo laterale. Cipriano. Serie di finte, viene fermato poi al duello con Cutrona. Serie di deviazioni, l'ultima proprio di Cipriano. Posizione mai la chiudi. Oh! Chiudila, Fabre! Mattaliano. Fionda il controllo da parte di Trapani, poi Bellingardo indietro ancora a Mattaliano. Provenza. La Motta. Salto di uomo e tocco per Mattaliano che può portarla su con metri. Avanza Mattaliano, verticale, non trova compagni, poi in qualche modo il rimpallo favorisce Cutrona. Cutrona cerca di passare, tocco per Bellingardo, scucchiaiata a cercare Imperato, l'uscita di Sistori. Più incisivi, forza! Aiutalo, aiutalo! Prima Rampo, ok, ancora mi resistiamo. Gioca con Cristiano, dai! Ancora Celano, tocco per Spitaleri, si propone per ricevere Golesano. Prima, forza che è brutta! Castelli costretto a tornare indietro ancora da Spitaleri, coinvolto anche Sistori. Battuta lunga, il colpo di testa sul quale arriva Provenza che sbaglia. Coniglio spinto nettamente, l'arbitro qui non fischia. La spinta di Geraci. Ancora con lui, ancora a giocare, ok. Guarda lì la centrale. Manu, non ti abbassare così tanto, Manu. Vinci, e fanno il giro palla c'è lì. Ragione! Giuliano! Golesano cambia fronte, lo fa rischiando qualcosa, ma alla fine la palla arriva dalle parti di Cataldo che cambia fascia rispetto alla prima gara. Battuta lunga di Celano a cercare il movimento di Cipriano, l'aggancio di Cipriano, poi boatta di testa, non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Qui importante la giocata di Cipriano. Fabre, pensaci tu, primo palo mi serve, Occhio la copertura, occhio la marcatura. Ma non ti fare marcare. primo palo! Proprio Cipriano che va alla battuta, 8,5 nel primo tempo. Pallone nel mezzo, deviato da un difensore della Panormus, poi la Motta, messo giù. A posto, lo sai 4, lo sai 4.
Bravo, bravo a giocare. Con tutto Pietro, vada avanti. Presti Giacomo. Vai avanti anche tu. Mattaliano. Bene, vai via Andrea, vai via, sali Andrea, Bellingham, sali in Palla mezzo, per Provenza. sali in mezzo, non ti abbassare tanto, ok. Palla fiondata a cercare ma non a trovare Cutrona, fermato. Colpo di testa ancora di Provenza, poi la palla rialzata dove c'è Boatta che la fa scendere. Non c'è quella, veloce a giocare. Geraci. Poi Mattaliano a Provenza. Campo avanti, ok. Bellingardo. Muovila. Si tratta di Rampulla che è venuto incontro a prendersela. Geraci. Palla lunga a cercare la corsa di Trapani. Esce bene. Sistori. Ci dobbiamo arrivare lì. La mezzala. In qualche modo Marchese. Calcio sbagliato, Mattaliano controlla. Geraci. Cutrona. Cambio gioco. La Motta. Intercetta Giuliano. In qualche modo Marchese è all'indietro, va a Cataldo dal suo portiere Sistori. Ok, pronto a scalare. Pronto a scalare. Spitaleri. Lancio lungo, trova Giuliano con spazio. Marchese, Giuliano ancora. Il dribbling, poi la palla giocata in avanti, ma intercettata facilmente da Provenza. Cutrona, vediamo se può accelerare. Il numero 11, finta di corpo e va. Cutrona prende il centro, si sganciano i compagni, palla per Trapani, intercettata molto bene da Spitaleri. E poi spazza Celano. Rampulla allarga per la Motta. Trapani vede proprio il movimento di Rampulla, servito non benissimo. Poi la Motta ritrova la palla. Giocare veloce. Bellingardo vede il varco per Rampulla, il quale tiene il pallone in campo. Dribbling su un avversario. Altro salvataggio, no. Questa volta non è riuscito a tenerla dentro. Il numero 17 Va bene Rampo. della squadra in maglia bianca. Sistemiamoci. No, quando devi recuperare ti vedo faticare. Ok, forza. Spitaleri al piccolo trotto la porta su mentre ci avviciniamo alla boa del primo tempo. Siamo nel 13° minuto, sempre 0-0. A giocare, la metto giù e gioco. La muoviamo. Scivola. Salgo, campo se ho campo, ok. Campo se ho campo. Provenza. Cerco l'uomo adesso, va bene. Viene incontro Trapani che qui azzarda la giocata, lo ferma senza grossi problemi Celano. Allora Giuliano. Gioca a muro, mannaggia. Alla fine Rampulla recupera su Giuliano il fallo. Il numero 9 e rigioca subito la Panormus. Tutto! Bellingardo. Tutto! La Motta. Gioca Marco, non la fermare, sta diamine di palla. Dai fastidio, Rosa. Campo, avanti. Dai solo fastidio. Mattaliano può guadagnare metri. Geraci litiga col pallone, poi si mette fronte alla porta avversaria, scucchiaiata per Boatta. Boatta serie di finte, se la sistema per il cross, colpo di testa, doppio colpo di testa. E poi Boatta cerca di guadagnare la rimessa, in realtà non ci riesce. Poi guadagna adesso il fallo laterale. Occhio forte, occhio in mezzo. Colpo di testa di Celano, altro fallo laterale qualche metro più indietro. Sempre per la Panormus. Pallone lungo in area, evitato qui l'intervento di Cutrona, ma ancora Panormus in possesso nella metà campo avversaria. Provenza. Mattaliano. Mattaliano cerca compagni, un passaggio rischioso, è sbagliato, prova a ripartire. Marchese, fallo, è giallo per Bellingardo.
Fabri. Flavio, come va? Possiamo pure giocare. Ma vai. Apri, ce l'ha, no? Prendi un po' l'ampiezza, ce l'ha. Gira tutto, gira. Aiutalo, sostegno, ce l'ha. Sostegno. Guarda che brutta! Sostegno. Di Cataldo per Celano, ora indietro a Sistori. La porta su e la lancia. Stacca qui Cipriano che poi prova a ricevere il passaggio di ritorno. Boatta lo chiude, ancora Cipriano però con le finte. Cipriano va a calciare. Palla fuori, si riparte da fondo. Parata, arbitro! Oh! Ha fatto la parata, arbitro! Batte lungo la Motta ma sbaglia. Marco, dobbiamo giocare, che vi ho detto, cioè giochiamo nello stretto se è il caso. Aperti, aperti! Salvo, Celano. salvo. 16° minuto in corso, non si schioda la partita. Sistori, finta di lanciare, va da Celano, vuole giocare vicino, allora Cataldo. Cataldo in verticale, il controllo di Marchese che può prendere metri. Marchese, poi la sponda di Coniglio, Giuliano, fermato senza fallo, può correre Cutrona. Palla in avanti, ancora per Bellingardo che cerca dall'altra parte, Trapani, uscita da parte di Sistori. Con calma, con calma. Flavio, Flavio, una ferma, attaccalo. Il portiere. Ancora lui, senza fallo, bravo. Morena, palla per Golesano che lancia di testa Mattaliano, difficile sorprendere il tandem difensivo con questi palloni alti e lenti. Imperato, Cutrona, Geraci, Bellingardo, giro palla della Panormus. Bellingardo poi decide di cambiare fronte, torna a sinistra da Cutrona, si inserisce proprio Bellingardo, pallone per lui, preso per in controtempo. Persone che tendano a piacersi un po' troppo a volte. Ok, campo. Giocatori in maglia bianca. Vai campo. Mattaliano. Gioca vicino, gioca vicino, gioca vicino. Passaggio corto di Mattaliano, allora Castelli riparte. Gioca vicino. Sterza, cerca compagno, ancora Castelli, verticale con Mattaliano che protegge l'uscita del pallone dall'attacco di Coniglio. Boatta. Cutrona prova a farsi spazio, l'anticipa Spitaleri, poi a vuoto Imperato. Il controllo di Cipriano, Fallo non va via. recupera Geraci che poi col dribbling Giocare male. sale la Motta. Palla verticale, fuori gioco di Trapani. Diamo 10, diamo. Apri di Cristiano. Giallo apri, abbiamo palla noi, apri. Guarda qui dove Campu, Bertini cambiati con Cutrona. Cambiatevi Luca, cambiatevi. Allora, cambiate. dove sono io? La battuta di Sistori. Solo Fabri, solo. È uscita, signore. La tiene in campo in qualche modo Cipriano. Anche questa. Bene. Poi Golesano non riesce a servire i compagni, Mattaliano trattenuto. Fallo di Morena. Punizione. Bellingardo. Bravo, a giocare, bravo. Mattaliano. Cerca subito di verticalizzare, Cipriano in scivolata. Poi Cutrona, scontro duro. Chiediamo scusa, diamo il 5, ok. Ok, tu spostati qui, non rimanere in mezzo a questa mancata. Chiesto subito scusa Cutrona. Aperti, calma. Sistori, batte lungo, cerca Giuliano, colpo di testa di Lamotta. Poi ancora quello di Marchese, qui Coniglio sulla spalla, alla porta non controlla.
Bellingardo, boatta. Imperato di prima, Rampulla. Celera Rampulla, tocco per Bellingardo che di prima cerca Cutrona. Bellingardo. La Motta a liscio qui. Poi commette fallo. Marco, stai più calmo, ma ok, senza frenesia. Senza frenesia. Apriti! Lo sa, vieni incontro! Vieni incontro! Scivolo, scivolo. Vai via, Scivolo, scivolo. Si sto. Forte. Non riesce ad arrivare Morena. Stai qui. No, lascialo qui. C'è Botta che va con le mani. Battagliano. Signore, 17, non c'è bisogno, dai, oh! Qui ha ammonito Rampolla. Gabri, siamo calmi. Siamo calmi. Oh, vedi che si è fatto? Siamo calmi. C'è a terra Morena. Non c'è bisogno, dai! Ok, Gabriele, guarda. Siamo calmi con la testa. Non c'è bisogno. Non prego io, dai! Cenno di intesa tra Rampulla e Morena. Batte lungo Celano per la corsa di Giuliano, la Motta di testa, poi il 9 prova a intervenire, chiude Provenza. Cutrona cerca di strappare però è troppo lontano da una zona in cui può essere pericoloso. Va bene, ok. Qui Tutte e due! giallo anche per Morena. Ci penso io. Non ho fatto niente. Ok, dai la mano che scusa. Alla prossima evento ho potuto due fuori. Signore, date ok. Va bene. Rimessa per Boatta. Provenza. Dai, Rampo, forza, tranquillo, non senti niente. Devi pensare solo a giocare, Rampo. Mattaliano, spazio per Boatta, chiusura di Cipriano, poi si lotta, Rampulla tocca per ultimo. Ehi, signore, le parole però, pensiamo a giocare, che Rampo, Gabriele, ascoltami, non ti fare provocare, pensa con la testa a giocare, non ti fare provocare. Dobbiamo stare in campo, fuori il campo non devo sentire niente. Spitaleri. Ancora Simo che è brutta, ancora Simo! Tienila! Boatta in qualche modo, poi Golesano intercetta Rampulla. Bravissimo, ok, bravissimi a valore, ok. Volta, Oh, silenzio! ma stai zitto, pensa a giocare, pure con quelli più grandi! Ok? Ora stai in 10 perché tu devi rompere il cazzo alla gente. Silenzio! Senza giocare che fai bene quello che sai fare. Ok, dai. Per la squadra dello Stato. La squadra dello Stato. Di testa Rampulla. Poi Bellingardo per Imperato, vediamo se si accende. Salta un avversario, ancora Imperato, serie di finte. Spitaleri chiude, poi è
Bravo Castelli a calciare addosso a Bellingardo. Rimessa Team Calcio, ultimo minuto del primo tempo. Le mani, signore, le mani. Braccia larghe lo vado a pressare. Braccia larghe lo vado a pressare. Braccia larghe lo vado a pressare. Chi problema per Spitaleri. No, stai tranquillo. Ciao, superare tutte cose. Braccia larghe lo vado a pressare. Rimessa. Ok, braccia larghe lo prendo. Bravo, Morena tocca per ultimo. Ha sbagliato lui, ok? Ok. Ma dov'è lo giusto? Colpo di testa di Spitaleri che si è ripreso. Geraci e Bellingardo. La mette giù quest'ultimo. Cerca compagni da servire. Prova a passare. Trattenuto. Fallo. Direttore di gara che non ha segnalato recupero. Finita, vero? La battuta della punizione. Geraci con la palla scodellata in area. L'uscita coraggiosa di Sistori che pone fine al primo tempo. 0-0 in questa finale, ma ci sono ancora 25 minuti da giocare. Forza, veloce. Laggiù, finisci Dai. Ok. Ci crediamo di più di noi, perché sono più piccoli. Forza. Veloce a venire, ragazzi, forza. Allora, c'è il mister che vi deve dire,
Entriamo con i cambi del team calcio. Tanto avvicendamento in porta con Nigrelli che riprende il suo posto tra i pali. Esce 16, entra 20. 16, 20, ok? Esce 9, entra 23. Prego. Grazie. Dentro anche Cutrona, poi al numero 20 Raduan, sono usciti Morena e Giuliano. Ragazzi, muovete, fate stretching, che c'è freddo! Forza, concentrati. Comunque siamo pronti per vivere gli ultimi 25 minuti più recupero di questo secondo Memorial Carmelo Bongiorno. Inizia il secondo tempo della finalissima con Raduan che è subito coinvolto, anche se non riesce a tenere il pallone in campo in questo caso. Forza senza fallo. Va bene senza fallo, ok, va bene. Senza fallo. Palla che esce, si riparte dal fondo, non ha fatto cambi, Samu, accelera, scaldo di forza. anche se sta preparando la mossa 4 occhi. La Panormus, qui va al rilancio, colpo di testa a mettere fuori, poi Castelli in qualche modo lotta, c'è un fallo di Emanuele Cutrona, dall'altra parte c'è Luca Cutrona, maglia numero 11. Forza, facciamo. Occhio al 6, secondo palo. Scala, occhio a 4 a zona, la seconda. Occhio a 4. Chiama in linea Alessio. Chiama in linea Fabrizio. La punizione, Gioco. la battuta verso la porta, bloccata senza grossi problemi. Tentativo di Luca Cutrona, bloccato da Nigrelli. Raduan prova a passare le vie centrali, tocco per Marchese che riesce a resistere, attenzione a Marchese, allunga la falcata Marchese, ingresso in area Marchese, ha fatto tutto alla perfezione, è mancato l'ultimo tocco, quello del tiro, quello del gol e quello dell'1-0. Ma cosa aveva combinato qui Diego Marchese, saltando 4-5 avversari? Intanto l'intervento da parte di Cataldo, rimessa per la Motta, palla in avanti, poi Castelli, fallo. Vogliamo stare calmi, oh! Siamo calmi! Dai, comunichiamo, non critichiamo, comunichiamo di più, velocizziamo, ok? Celano decide di appoggiarsi a Nigrelli, palla sventagliata su Cataldo, subito pressato, infatti sbaglia. Geraci senza fallo, ha recuperato palla Marchese, poi passa ancora Cipriano, alla fine recupera palla la Panormus con Rampulla, fermato subito Castelli con più energia in questo avvio di secondo tempo. Il team calcio qui botta rischiato e poi mette fuori Provenza. Siamo calmi! Fallo laterale team calcio con Cataldo verso l'area. Con l'assistente dall'altro lato, mister. Qui va giù Cutrona. La giocata subito da parte di Imperato che cerca di accelerare, si è visto poco in questa finale, qui lo ferma
senza pensarci Spitaleri. Manca l'assistente dall'altro lato. Ok. Va bene, sì, lo so. Dice che manca l'assistente. Battagliano allunga il piede, la mette sulla Motta, troppo lungo il passaggio per Cutrona, poi ancora la Motta sul rinvio. Cutrona fermato col fallo. Aiutiamo! Signore, cambio. Vieni Samuele. Vieni Flavio. Vieni Fla. Gabriele. Dopo la punizione passa a destra. Ok. Esce 18. Tanto c'è il cambio nella Panormus, va fuori Trapani, va dentro Quattrocchi. Cutrona ritorna a destra. Luchi, tu ritorni poi a dove eri prima. Sì, salvo. Vieni dietro, Cipriano! Non devi guardare, Cipriano! Vai, basta! Ora così, attaccati, vai, attaccati! Non ti a scappare, Attaccare forte sta palla. C'è il fischio, la palla scodellata da Trapani, colpo di testa a mettere fuori da parte di Celano, poi in qualche modo spazza Cipriano. Pallone, la palla. La palla. Manca il pallone. Dov'è la palla? Ancora pallone del pallone. Madonna mia, Madonna mia, E non solo, c'era quando No, Giovanni sta prendendo le cose, mi viene fatto dico provavo, vedo per la mazzata. Arriva finalmente il pallone. Qui intanto Rampulla si libera per il tiro e viene respinto Geraci. Voleva Mancina che si perde in fallo laterale. Rimessa team calcio con Golesano, poi spalla alla porta, ci prova Emanuele Cutrona, di testa Mattaliano. Poi controllo non felice da parte di Castellello, la Rampulla si può accendere. Quattrocchi ancora Rampulla, costretto a defilarsi sull'attacco di Celano. Rampulla la tiene, raddoppiato, in qualche modo prova a liberarsi dalla palla, non ci riesce. Però ha soltanto spazzato il team calcio, allora la Motta. Dribbling e appoggio. Poi lo scambio, ancora la Motta, può arrivare e arriva. La Motta, palla per l'avanzata da parte di Bellingardo. Defilato Bellingardo, serie di finte, pirouette del numero 7 della Panormus. Geraci al limite, liscia il controllo, poi rischia con questo passaggio che arriva comunque a Boatta. Lungolinea, pallone in mezzo, in qualche modo è arrivato l'intervento in uscita di Nigrelli, poi conclusione di Luca Cutrona. Sopra la traversa. Acqua per Flavio. Diego, ancora tieni. Diego, dai a Flavio. No, dico io. Sicuramente i ragazzi te lo dicono, però dico tutto quello che tutto quello. Sono inaspettate queste pause. Ma ragazzi ha detto, I palloni sono 3, questi non ne hanno. Ciao Luca!
riusciti a trovare un po' pigliare un altro con mica da poco. Ripreso il gioco. Spitaleri va a lungo. Controllato Provenza. Poi un fallo commesso dalla Panormus. Tanto è pronto ad entrare lo Monaco. Buon Ale, bravo Ale. Finisce il torneo per Castelli. Dentro lo Monaco. Se vi chiede qualche cosa, se vi dice qualche cosa ci dice. Ti capire per un tappeto, ma c'è uno adesso con 7 u 8 ma che stai facendo? Tanto prova a partire Luca Cutrona. Geraci rischia di perderla, la ritrova, poi apre ma lo fa male sulla Motta. Tanti errori a livello tecnico in casa Panormus in questa partita fin qui. Cipriano passa per via centrale, ancora Cipriano, fallo di Quattrocchi. Probabilmente la spalla destra del numero 11 forse è rimasta sotto, speriamo di no. Dai Sabri! Tutto pronto per la punizione, Celano sul punto di battuta. Dai Fabio! C'è il fischio. Celano alla fine gioca corto su Cipriano che si è ripreso per fortuna per la palla messa fuori da Provenza, ma ancora Celano cerca la conclusione, palla che va ad uscire. E allora va alla battuta Presti Giacomo. Provenza prende campo il centrale della Panormus, arriva veramente a centrocampo, poi tocca Rampulla. Bellingardo stringe Bellingardo. Bellingardo ancora al limite dell'area, ancora viene fermato, la palla rimane lì, si lotta, cerca di uscirla il team calcio, alla fine la esce ma arriva Mattaliano. Quattrocchi prova a liberarsi, ancora Quattrocchi, resiste Quattrocchi, palla per Rampulla, limite dell'area, sinistro sopra la traversa. Gioca corto il team calcio. Recupera palla Geraci, alza la testa il 4 e palla vicina per Provenza. Alla fine prova a recuperare Emanuele Cutrona, tocco per Coniglio, fermato Mattaliano, poi Imperato col fallo. Vieni Rosario. Tanto entra Farina. Farina per Coniglio. Oh, picciò, oh, Flavio!
occhio, scivoliamo! Guarda qui, 6, 2, scivoliamo, sta marcatura! Sul pallone Rampulla, si allontana Bellingardo, allora andrà il 17. Forte la seconda. Il fischio dell'arbitro, Rampulla sulla barriera, poi ci riprova col destro Calma, calma! e non è uscita di molto in questo caso. E adesso sta salendo di colpi la Panormus, forse un po' di stanchezza in casa Team Calcio. Ha dato tanto la squadra di D'Angelo nel primo tempo contro una squadra comunque tecnicamente più valida. Siamo a 2! Ragiono. La Motta Ragiona tu, non la porta su. Ancora la Motta, Rampulla col dribbling a uscire, ad evitare l'intervento di Farina che è fresco, lo insegue e la mette in calcio d'angolo. Ultimi 10 minuti più recupero di questa finale, vedremo se sarà necessario anche qualcosa in più. Rampulla al centro, smanaccia subendo fallo Nigrelli. Rimasto a terra il portiere. Dai Luca. Fabri, stretto con questo! Diego, è giusto, è dell'attacco! La Motta. Non te la puoi dare! Provenza con calma. Concentrati! Lancio di Geraci per la corsa di Rampulla che ne ha ancora. Celano però lo stoppa sul nascere, poi costretto quasi alla bandierina. Rampulla prova ad inserirsi, Celano allarga gli alettoni, arriva anche Imperato, guadagna calcio d'angolo. La battuta in mezzo, altro fallo in attacco. Signore cambio. Signore cambio. Il turno di Novara nella Panormus. Vieni bro, Esce la... No. Marco vieni. No. Esce la Motta. No. Davide. Ok. Passa avanti, passiamo 4-3-3. Luca, vieni terzino qua. Tu diventi al centro. 4-3-3. Davide. Ok. Dai Diego! No. Questo è un titolo, una casa, cosa, ti sta vedendo la casa, ti stai aiutando a tirare la casa. Intanto recupera palla solo per un attimo Imperato. Adesso ha cambiato qualcosa perché Cutrona si è messo a fare il terzino destro e Mattareno si è messo a fare la punta in questi ultimi 7 minuti più recupero. Scelta per cercare di mettere fisicità nell'area di rigore del Team Calcio, e qui cerca di recuperare con Emanuele Cutrona. Ultimo tocco il suo. Simo, sei te. Ok. Sì, è buono, Simo. Imperato, forse subisce un contatto, si gioca di testa Novara. Geraci mette giù, viene subito fermato da Emanuele Cutrona, a sua volta fermato da Quattrocchi. Si lotta su tutti i palloni fino alla fine, partita molto intensa. Il lancio, Rampulla la fa passare, c'è stato il tocco di Farina, sarà fallo laterale per la Panormus. Così, bravo! Cutrona terzino, anche una scelta molto offensiva, vuole naturalmente vincere perché sente magari di avere del vantaggio. Prendi l'uomo, è uscito! Con Bellingardo che va a battere la rimessa, cercherà la gittata lunga il numero 7 in maglia bianca.
Pallone che arriva nel cuore dell'area, salta Cutrona. Aspetta Luca, pulisci l'aria! Palla bloccata, c'è un giocatore a terra del team calcio. Silenzio, silenzio, silenzio. Dai che fai gol! Silenzio. No, ricordati sto lavoro, uno esce e l'altro copre in mezzo. Voglio sempre la copertura dell'attaccante in mezzo. Mano, mano, mano. Momento di Calì nel team calcio. Cambio probabilmente alla prossima fuoriuscita del pallone. Devo controllare. Stretti, 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 stretti. Non riesce a controllare Geraci, di testa Novara. Poi sempre di testa Geraci. Infine lo Monaco. Mette giù Bellingardo, prova a passare, non ci riesce. Allora Geraci a dare ordine. Cutrona. Tra le linee, poi la palla di Quattrocchi per Rampulla, posizione regolare, il cross arretrato. Poi Boatta, prova ad alimentare, scarica indietro, Novara. Cattivo, cattivo! Cutrona, incespica. Ecco qui, Qui intanto lo scambio, Bellingardo al limite, la ruleta, Bellingardo manca l'attimo del tiro. Poi Cutrona anticipato nel tiro da Quattrocchi, Rampulla vince il rimpallo, si lotta al limite, Rampulla prova ad arrivare Bellingardo del calcio, c'è la respinta con la schiena, regolarissimo quell'intervento. Poi attenzione, Farina la tiene in campo, rischia, la regala a Quattrocchi, l'entrata di Farina, l'arbitro lascia giocare, rischiosissima questa entrata di Farina. si mette fuori la palla, ma che cazzo fai? Oh! Non è una cosa brutta se la metti fuori! Reclamava il calcio di rigore, qui la Panormus per l'entrata di Farina su Quattrocchi. Quattrocchi era riuscito a spostare la palla. Pronto? Lunga! Attacca sta palla! Qui il tocco di Lo Monaco, poi Rampulla la fa scorrere pericolosamente Golesano che la mette in fallo laterale. Adesso è in affanno il team calcio, vuole spezzare il ritmo con il cambio. Fuori Cipriano, dentro Calì. Lunga! 3! La rimessa di Boatta dentro l'area, allontana Spitaleri. Poi Boatta con il cross alto, Bellingardo in fuorigioco. Calma, calma, calma! Spostatevi qui, questa, spostati qui, spostati qui! Oh, spostatevi qui, qui, spostati qui, Cutro! Qui, aspetta, spostati qui! Celano con la battuta, Calì prova a sfiorarla, arriva Cutrona, poi Quattrocchi, ultimi 2 minuti più recupero in arrivo, sbaglia Geraci, Raduan guarda il movimento dei compagni, non riesce a servire Marchese, una delle sporadiche uscite palla al piede del team calcio in questo secondo tempo, soprattutto in questa parte finale di secondo tempo. Geraci a Luca Cutrona, No, Diego, devo uscire. cerca la verticale, intercetta Farina senza grossi problemi. Farina, palla per Marchese che può andare a puntare. Marchese, Luca Cutrona con la scivolata. Accelera l'11, Geraci inseguito da Raduan, lancia lungo, Celano. Lancio deviato, la può tenere senza grossi problemi in campo Prestigiacomo che la rimette subito. Boatta accelera il 3. Boatta prova ancora ad autolanciarsi ma il campo finisce. Solita corsa perdifiato
del terzino sinistro della Panormus, che qui prova a recuperare il pallone. Attenzione all'inserimento di Imperato, l'uscita da parte di Nigrelli che salva i suoi. Falli salire! Sali, sali, aspetta, sali! Flavio, sali, sali! Davanti a lui, davanti a lui! Tieni sta palla, Cutro! Il rilancio di Nigrelli, colpo di testa a prolungare, poi Provenza, Imperato, l'anticipo di testa di Celano, arriva Quattrocchi a correre e poi la mette fuori Farina. Questa volta non cerca la giocata come ha fatto prima, rischiando qualcosa. Luca Cutrona, scodella e mezzo, Rampulla col tacco, conclusione di Imperato che la colpisce male. 50 scaduti, arriva il pallone. 5 minuti da quando si riprende. Il lancio a cercare Calì che la controlla. Ancora Calì, la giocata. Poi palla lunga, Calì è in area, cerca il sinistro, strozzato. Questa era una buona chance per il team calcio, ma attenzione alla Panormus che prova a ripartire con Bellingardo. Chiusura di Cataldo, fallo laterale. Anzi no, rimane in campo. Boatta, Novara. La porta sul 21, non è pressato, decide comunque di appoggiare a Luca Cutrona. Si propone Rampulla, subito pressato, arriva Farina che gliela porta via, poi Luca Cutrona. La palla rimane in campo e poi con la mano Cutrona. Luca, mettiamoci davanti il pallone. No, Fla, non ce la fai. Lascia lui, dai. Celano che prende la rincorsa praticamente dalla sua panchina. Si è giocato nulla in questi 5 minuti. La punizione di Celano che la fionda sul secondo palo. Spitaleri anticipato da Provenza, poi Boatta se la prolunga, ma di fatto la serve ad Emanuele Cutrona. Poi tocca a Boatta e prova a ripartire la Panormus. Attenzione alla ripartenza. Rampulla cerca spazio, viene fermato dall'intervento di Lo Monaco. Corre Rampulla a prendersi la palla. Sono passati 2 minuti, ma di fatto si è giocato pochissimo in questo recupero. Bellingardo la porta su velocemente, poi palla per Luca Cutrona che la controlla, scarica indietro, Provenza, controllo e passaggio ancora a Cutrona. Si propone Bellingardo visto e servito. Bellingardo, ancora palla per Cutrona e per Mattaliano, posizione regolare. No, fuori gioco. Celano! Devo stare calmi, io sono tutti calmi. La linea del mannaggia. Batte lungo Celano, la vuole allontanare. Cutrona la gioca. Geraci prolunga, fallo laterale team calcio. Farina lungo con le mani, la insegue Luca Cutrona, però Marchese lo brucia. C'è il fallo, c'è il giallo. Tre e mezzo dopo il 50°. Si avvicina la soluzione di questo giallo e di questo memoria. C'è la punizione per Lo Monaco. Fischia l'arbitro.
Lo Monaco scavalca, poi in qualche modo Prestigiacomo e poi la palla messa via. Devi fermare il tempo, tra i palloni sti 3 minuti si recupera. Tanto fischio in favore della Panormus. Fabrizio! Aiutare! Fabrizio! Vai a saltare! Saltare! Chi sei? Spita! Che vado su 6! E allora occhio, perché sono scaduti i 5, ma di fatto si è giocato molto poco in questo recupero. Esce la punizione per Geraci. Luca, ultima azione! Vai! È l'ultima, no! È l'ultima azione, guardo voi, vedete? Le braccia! Il direttore di gara che è intransigente sui contatti, sui colpi, sulle trattenute dentro l'area di rigore. Fischia l'arbitro. Geraci scodella, colpo di testa di Luca Cutrona sopra la traversa. Ed è finita. Il secondo Memorial Carmelo Bongiorno si assegnerà ai calci di rigore. Vai ragazzi, dobbiamo fare i gol, Dai ragazzi, concentrati, testa. Tranquillo, quelli di prima. Adesso, data come è andata, adesso dobbiamo concentrarci a questa fase. Sono 3, Ciccio. Sì, lo so, farò la mia che devo giocare. Oh, venite! Abbiamo detto una cosa, no? Siamo arrivati qua, dobbiamo vincere il torneo, Capitano! Andiamo! In tutti i modi. Ma non mi interessa. Ok, l'ordine del rigorista. Occhio. Io non voglio dobbiamo sentircela tutti. Io voglio avere voglia. Oh, silenzio! Ordine lo dico io. Allora sono 3 rigori, poi si va in primo va Rapu. Non lo vuoi tirare? Non lo vuoi tirare. Ok. Primo va Davide. Sara, mano vai tu. Primo va mano. Ok, primo va mano. Ok. Cutrona, ci sei. Ok. Secondo lo batte Cutrona, terzo lo batte Davide. Terzo Pelica. Dai, se arriva ragazzi. Oh, vieni qua, Davi. Vieni, faccio il peggio. Fa. Sì. Il turno dei coglioni. Senti, guarda, senti un attimo qua, mancava l'italiano, che è pure, senti, mister. Forza, dai.
Dunque si parte e si parte con il team calcio che tira per primo. Tirato per primo anche nella serie contro il Gonzaga. E va a calciare per primo Spitaleri. Arriva al piccolo trotto anche Presti Giacomo. Adesso ci siamo. Parte la rincorsa di Spitaleri che spiazza Presti Giacomo. Avanti il team calcio. Ora tocca a Geraci contro Nigrelli. Fischia l'arbitro. Rincorsa di Geraci che calcia con il destro, il centrale. Non sbaglia, un tiro e un gol per iniziare. Oh, Riccill invece, personalità, un primo e il tirato. Dopo il primo è stato segnato. Tocca ad Ettore Lo Monaco adesso. Ma forse non hai capito, forse non hai capito sta squadra, forse tu non hai capito nulla. E Lo Monaco contro Presti Giacomo. Lo Monaco ancora una volta ha spiazzato Presti Giacomo. Tu devi vincere il titolo, è diverso. Complimenti, Mano, complimenti. Ti giocano pallone, capisci? Vabbè, ma tu chi ci dici? Ma io ci dico perché credete, perché non era con me l'anno scorso. Ora si insegnò il calcio, no. Luca Cutrona dal dischetto, secondo rigore per la Panormus. Cutrona! Anche lui spiazza il portiere, 2 tiri e 2 gol. E adesso si entra nella fase calda. Terzo rigore. Lo calcia Celano. Strette di mano, tanti abbracci, si conoscono quasi tutti lì in mezzo. E allora Celano contro Presti Giacomo. La rincorsa di Celano che tira un bolide sotto l'incrocio. Imprendibile questo rigore. Ora l'ultimo rigore della serie. Lo tira la Panormus e lo tira Bellingardo. Colui che aveva segnato il primo gol della Panormus nella semifinale contro l'Academy. Era una grande responsabilità. Bellingardo contro Nigrelli, fischia l'arbitro. La battuta di Bellingardo, anche lui spiazza Nigrelli e allora oltranza. Movimento Pietro, muoviti Pietro, movimento. Tocca a Raduan, entrato a gara in corso in entrambe le partite. Raduan contro Presti Giacomo, il fischio dell'arbitro, la battuta di Raduan. Rigore ancora a spiazzare Presti Giacomo. 4 tiri, 4 gol e siamo nella stessa situazione della semifinale. Col team calcio in vantaggio e con l'avversario che deve segnare per restare in corsa per il titolo.
e calcia Rampulla. Rampulla contro Nigrelli. Fischia l'arbitro. Parte Rampulla, la tocca Nigrelli ma non basta, 4 pari. Non un gran rigore va detto, però è mancato veramente poco e stava per succedere di nuovo la vittoria ai rigori al quarto tiro per il team calcio, che adesso ha la missione di tornare in vantaggio e manda Diego Marchese. Fischia l'arbitro, Marchese contro Prestigiacomo. La rincorsa del 10, la solita rincorsa saltellata. Preciso. Lento ma preciso, Marchese 5-4. Quinto rigore anche per la Panormus. E adesso c'è piccola riunione di condominio e alla fine va Provenza. Si assume la responsabilità il centrale. C'è il fischio. Provenza sopra la traversa, ha vinto il team calcio nella maniera più incredibile, con 2 pareggi per 0-0, con 2 lotterie dei calci di rigore vinte. Si rammarica la Panormus che ha disputato un grandissimo torneo, ma alla fine la freddezza e la solidità e la caparbietà del team calcio hanno la meglio. Va alla squadra di Mister D'Angelo la seconda edizione del Memorial Carmelo Buongiorno dedicata agli Eleven del 17. Noi ci scolleghiamo qui dal canale YouTube, passiamo a breve sulla pagina Facebook di Sportisili per la premiazione. A tra poco.